Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, oggi faremo la terza lezione di radiostesia basic per principianti e per gente che vuole avvicinarsi alla radiostesia. Quindi, prima di iniziare, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Il Degarde Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove nel gruppo di Telegram ogni lunedì sera ci incontreremo alle 20:30 per un percorso esoterico insieme. Se vi scappa anche un super like e anche un'iscrizione è sempre ben accetta. E vi ricordo che il vostro Marietto ha già più di 300 video nel suo canale, quindi potete trovare di tutto e di più. Bene, iniziamo con questa piccola istruzione e lezioni di radiostesia basic. Prima di tutto dovreste scaricare, se non l'avete già fatto, il quadrante radiostesico per la valutazione. Vedete nel canale del Degarde Marietto Veneziano oppure nel sito del capitano.altervista.org. E questo qui. Quindi dovreste avere anche un pendolino. Io vi ho consigliato nelle prime due lezioni di prenderlo di ottone se lavorate con gli esseri umani, se no vanno bene quelli di legno o quelli di altro tipo di metallo o pietre o sassi, qualsiasi tipo, anche bottoni con un filo se non avete magari potenzialità finanziarie. Bene, quindi vi ho anche consigliato di entrare in concentrazione magari all'inizio con una piccola meditazione a stella di Davide e con una protezione, perché se voi vi agganciate alle scie energetiche potreste essere anche, tra virgolette, parassitate, e quindi è meglio sempre avere un determinato tipo di protezione o anche un sigillo se ve lo siete fatti fare dal Marietto Veneziano o da il Degarde. Bene, poi una cosa importante, sempre quando si entra in concentrazione in contatto con la scia energetica, anche un attimino prima fare per almeno qualche minuto, così che fate spazio mentale e togliete qualsiasi tipo di influenza vostra mentale, per fare in modo che il pendolino riesca maggiormente a sintonizzarsi sulla scia energetica. Quindi, detto questo, oggi passiamo oltre e passiamo a un altro circuito quadrante radiostesico molto utilizzato, è quello per la valutazione dell'ora. Vedete? Lo potete trovare sempre nei ebook gratuiti del vostro Marietto Veneziano sul sito del capitano.altervista.org oppure nei gruppi di Facebook. Chiaramente i link li trovate qui sotto in descrizione. Praticamente lì sotto ci sono gli indirizzi per poter accedere alle estrazioni di questi, a scaricamento di questi circuiti, che sono gratuiti, non costano niente, lo ripeto, sono gratuiti nel sito del capitano.altervista.org e li ha fatti il vostro Marietto Veneziano 5 anni fa circa. Bene, a questo punto voi mettete il testimone qui. Il testimone cosa sarebbe? Per chi non ha seguito le prime due pillole, il testimone sarebbe praticamente qualcosa che rappresenti un surrogato del soggetto che si vuole andare a analizzare, e cioè una fotografia, uno scritto con nome, cognome e date di nascita, magari anche l'indirizzo se si sa, oppure un capello o un pezzetto di unghia o un po' di batuffolo con su la saliva, imbevuto di saliva del testimone. Quindi si posiziona nel centro e ad esempio si chiede, faccio un esempio teorico, quante ore dovrebbe restare sotto il circuito di protezione Apollonius Caio Sempronio, e vedete che il pendolino mi dice 6 ore e 40, vedete? Oppure posso fargli un'altra domanda, sempre a quello dell'orario. Ad esempio, a che ora sarebbe ideale andare a correre? Magari a mezzogiorno, e chiedete al pendolino a che ora sarebbe ideale andare a correre. E il pendolino vi dice alle 6. Quindi alle 6, se io volessi seguire quello che dice il pendolino, dovrei uscire, chiaramente se è mezzogiorno, alle 6 di sera, se è mezzanotte che lo chiedo, alle 6 di mattina. Però si può anche chiedere a che ora è l'ideale che il vostro Marietto Veneziano vada a correre alla mattina.
quindi l'ideale sarebbe alle 7, vedete? Cioè l'ideale per me sarebbe che io esca ogni mattina alle 7 e andare a fare una bella camminata di 5 km magari. E vedete che col pendolino si può fare tante domande con il quadrante radiostesico per la valutazione dell'ora. Oppure potrei chiedere qual è l'ora ideale per poter uscire a fare la spesa, visto che questo periodo è un periodo molto impegnativo. E chiaramente il pendolino mi dice se da mezzogiorno in avanti. Chiaramente io devo anche porgli magari la domanda migliore, ad esempio la mattina che ora è l'ideale per andare a fare la spesa. Chiaramente non alle 5 per il semplice fatto che magari molti negozi sono chiusi, però ho visto che a Torino ci sono dei negozi che sono aperti 24 ore al giorno e quindi la risposta avrebbe un senso. Bene. Quindi avete conosciuto questo quadrante radiostesico per la valutazione dell'ora, chiaramente si può usare ad esempio anche per altri scopi, no? Tipo qualsiasi tipo di domanda vi venga in mente a voi. A che ora ad esempio, riprendiamo il pendolino, è meglio che io faccia la meditazione alla mattina? Il pendolino mi dice alle 7 di mattina mi dovrei alzare a meditare. Vedete? Quindi voi, se avete questo circuito al pendolino, vi ricordo che il pendolino può essere anche un sassolino con dello spago, vi potete esercitare con questo quadrante radiostesico per la valutazione dell'ora. Potete fare tutte le domande che volete più volte al giorno, tanto per incominciare a esercitarvi. Ripeto, questa è la terza lezione di radiostesia basic e ne faremo altre. Adesso il vostro Marietto è finito qui, vi chiedo se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Ildegard e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 abbiamo un percorso esoterico Ildegard e Marietto Veneziano. E vi ricordo anche che al mercoledì sera il vostro Marietto Veneziano su LifeFace tiene mezz'ora di risposte gratuite col pendolino e Sibille. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!